Presidente Conte, la domanda è proprio questa, no? Il caso Cospito ha preso una china molto difficile per lo Stato italiano. Lei come si sarebbe comportato? Ha fatto qualche errore, secondo lei, da Palazzo Chigi, Nordio? Aspettavano il sole. Beh, innanzitutto, chiaramente nella divisione delle competenze non è una questione trattata direttamente da un Presidente del Consiglio. Se ovviamente mi sarei informato col Ministro di Giustizia e avrei raccomandato al Ministro di Giustizia in carica di seguire il caso con molta attenzione, perché ovviamente la tutela della salute di ogni detenuto, di Cospito in particolare, poi che è in una situazione di critica, va monitorata con la massima attenzione, cercando ovviamente di apprestare la massima assistenza. Quindi io non ho motivo per avere delle informazioni riservate, ma direi che quel trasferimento bene così, perché in una struttura all'opera dove può avere la massima attenzione ci sono le migliori prestazioni sanitarie disponibili. Per quanto riguarda però il 41 bis non si tocca, cioè lo Stato non può accettare nessun ricatto, quindi no alle intimidazioni e alle minacce eversive che sono da tempo in corso nelle nostre sedi diplomatiche anche qui in Italia. E su questo io raccolgo l'invito della Presidente in carica Meloni all'unità. Non ci possiamo assolutamente dividere su questo fronte. Per quanto riguarda il resto però, questo invito all'unità non deve essere furbo, non deve essere diretto a proteggere con una coltre di amicizia e di fedeltà due fedelissimi del partito, esponenti di governo che hanno sbagliato e grossolanamente. Scusi, sai che cosa dicono da parte di centrodestra? Che anche lei quando era Presidente del Consiglio ebbe a difendere il suo fedelissimo Alfonso Bonafede nella sua funzione di Ministro della Giustizia. Anche lì si parlò di dimissioni perché c'era stato quel tema di boss mandati ai domiciliari per motivi sanitari e lei lo difese a spada tratta. Ma guardi, non c'entra assolutamente nulla. Non facciamo disinformazione da parte del centrodestra, perché il ministro Bonafede non ha modificato le leggi vigenti, quindi non ha introdotto una forma di affievolimento del regime più duro del 41 bis, ma ha applicato una legge esistente. Non facciamo confusione. E ha rimesso alle autorità competenti, magistrati in primis, la valutazione nel momento pandemico di caso per caso. Quindi non c'era neppure il presupposto. La Meloni lo definì il sommo scarceratore. Al ministro Se lo ricorda? Guardi, la Meloni è stata bravissima a coniare degli slogan dall'opposizione, se li sta rimangiando uno per uno. Adesso sta sperimentando cosa significa fare il Presidente del Consiglio, anziché lanciare slogan del tutto inopportuni dall'opposizione. Senta, dal punto di vista dell'attacco al PD, ha visto che Donzelli in Parlamento l'abbiamo sentito tutti, Del Mastro sono andati a fare l'inchino ai mafiosi, ma anche, devo dire, la Meloni ha detto che insomma, lei è molto colpita da questa visita in carcere, è il PD che deve spiegare, non certo Del Mastro e Donzelli. Lei difende il PD senza se e senza ma su questa vicenda? Io credo che dire che dei parlamentari che hanno fatto visita nell'esercizio, lo diciamo a tutti i cittadini, i parlamentari hanno, direi, anche il dovere di andare a verificare le condizioni delle nostre carceri. Dire che è stato fatto un inchino ai mafiosi di una forza politica di opposizione è vergognoso. Poi lasciamo stare, per me il PD ha tante colpe, ma su questo attacco politico aggrava ancora di più, a mio avviso, la posizione di Del Mastro e Donzelli, perché dimostra la realtà che Del Mastro, sottosegretario della Giustizia, ha utilizzato informazioni non segrete, non classificate come segrete, ma assolutamente riservate e non divulgabili, le ha utilizzando venendo meno alle ragioni di ufficio per una lotta politica e le ha comunicate a Donzelli, la cui posizione è altrettanto grave perché da vicepresidente del Copasir
lui gestirà informazioni riservatissime, anche segrete. Se dimostra questa superficialità, inadeguatezza, che fiducia possiamo avere che sia lì vicepresidente del Copasir un esponente di Fratelli d'Italia che fa della lotta politica l'obiettivo primario e, volendo perseguire questo obiettivo, calpesta anche quelle che sono le ragioni di sicurezza, addirittura di sicurezza dei cittadini, di sicurezza del personale penitenziario e soprattutto di contrasto della criminalità organizzata, perché quelle informazioni vanno direttamente al ministro Nordio, che vengono raccolte nelle carceri, per prevenire i disordini nelle carceri e vanno alle autorità inquirenti per perseguire i reati. Senta Conte, torniamo un istante al PD, così poi apriamo invece i grandi temi anche di politica economica che le stanno a cuore. Però sul PD, sa che in molti dicono, oggi c'è un pezzo sulla stampa di De Angeli, che lei è complice dei successi della destra, perché lei pensa che il tanto peggio per il PD è il tanto meglio per lei. Intanto però le opposizioni divise non segnano mai un gol e alla fine questo vuol dire continuare a consegnare pezzi di paese, in questo caso Lazio e Lombardia, alla destra. È vero, sta facendo un calcolo politico in cui pensa che si rafforzerà lei dalla debolezza del PD, ma non è che poi dopo si ritrova in mano poco? Guardi, è un ragionamento che non ha nessun senso, perché è inficiato alla radice. Io sono qui in Lombardia, andiamo col PD. Addirittura abbiamo scelto di gareggiare in questa competizione con il candidato del PD Maiorino. Quindi questo ragionamento è un ragionamento insulso. In Però Friuli è strano, abbiamo costruito no? anche col Governate PD con un Zingaretti, progetto governate politico. pure bene e lei dice no, con D'Amato non ci vado. Lazio però non è... Però scusi, però il fatto che siamo in Lombardia col PD, in Friuli Venezia Giulia ci predisponiamo a correre col PD, se non l'abbiamo fatto in Lazio, già questo dimostra che non dipende da noi. Vorrei ricordare a tutti che nel momento stesso in cui noi abbiamo annunciato, abbiamo lanciato l'appello a tutte le forze politiche, a tutte, sociali, culturali, civiche, di fare un progetto insieme condiviso. Il giorno dopo il PD ha detto noi andiamo, non si è seduto al tavolo, noi abbiamo D'Amato, stavano a litigare sino al giorno prima sui candidati vari delle varie correnti. Ho fatto questo appello e il giorno dopo si sono precipitati su D'Amato indicato da Calenda e andassero con D'Amato indicato da Calenda, discutessero dei programmi con Calenda. Che vuole da me? Mi dica la verità, ha ragione Cooperlo quando dice Conte sembra voler distruggere il PD proprio come Renzi. Mamma mia, insulto peggiore dentro il PD dire come Renzi non esiste, Guardi, glielo dico per esperienza. Guardi, dico la verità, Cooperlo è una persona che stimo, ha anche un profilo intellettuale, quindi è uno che ragiona. Mi ha sorpreso molto questa stupidaggine, delle volte anche un intellettuale può dire una stupidaggine. Senta, da quanto tempo non sente il suo amico Massimo D'Alema? L'ha avvertita che sarebbe rientrato nel PD? No, non mi ha avvertito. No, è tantissimo che non ci sentiamo, veramente tanti mesi. Però potrebbe essere l'inizio di qualcosa, no? Che non è D'Alema e Bersani nel PD, per lei è la prospettiva di un dialogo vero? Pontieri? Guardi, prima di poter pensare a un dialogo che abbia una qualche aspetto strategico, aspettiamo che si concludano i lavori congressuali di questo PD. Io mi permetto, siamo molto rispettosi, noi siamo una comunità politica rispettosa delle forze altrui, riceviamo tantissimi insulti quotidianamente da tutte le forze politiche, ma noi rispettiamo gli altri. Dico soltanto, e lo dico per il bene di tutta l'area progressista, spero che questi lavori congressuali tirino fuori una vera identità, una visione chiara e certa per quanto riguarda il PD. Io mi auguravo e mi auguro ancora che sia un congresso rifondativo, perché il PD ha tantissime, non lo dico io, se isoliamo in questo momento le frasi dette, le valutazioni dette dagli stessi candidati alla segreteria, ne esce un quadro desolante di lotte di potere, lotte tra correnti, un PD che ormai ha perso la visione a bussola,
un PD ormai che è solo establish. Queste sono molte delle dichiarazioni dei candidati alla segreteria del PD. Ebbene, da queste Quadro premesse, desolante. se fossi un elettore del PD, e non lo sono, io mi augurerei veramente che ci sia un dibattito rifondativo serio, altrimenti non andrà da nessuna parte, non si va da nessuna parte. Conte, E anche per questo che ho detto, prima che concludano i lavori del PD, scelgano sulla base di un'identità, una visione, se vogliono l'affarismo di Renzi, l'efficientismo pragmatista neoliberale di Calenda, oppure se vogliono giustizia ambientale, giustizia sociale, e lì troveranno noi, verranno con noi, allora, se vorranno. Dopo la pubblicità la porto a parlare del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, secondo una decisione del governo, sarà eliminato, e voglio sapere lei come pensa di muoversi, di dare battaglia, qual è il suo piano di battaglia per difendere il reddito. Andiamo in pubblicità, non prima però di dirvi che purtroppo le notizie che arrivano dalla Ce l'ho Turchia... già chiaro, però visto che c'è la pubblicità ne approfitterò per riflettere ancora meglio. Esatto, bravo. Allora, in tutto questo, scusatemi, notizie invece tragiche dalla Turchia. Il più devastante in 24 anni, oltre 1000 morti in Turchia. La stima è che insomma, anche in Siria ci potrebbero essere moltissime vittime. Insomma, un vero disastro. Pubblicità e torniamo subito con voi. Io sono interessata, però al momento prendo il reddito di cittadinanza, se a lei può interessare per il momento fino a luglio senza contratto, io sono disponibile da subito. Io prendo il reddito di cittadinanza, circa su 9.950 euro. Ok, ti propongo comunque un contratto a lungo, a tempo determinato o a tempo indeterminato, non ti do 900 euro al mese, te ne do 1.400. Ti chiedo se per un po' possiamo fare che c'è il reddito. Sto chiedendo troppo. Là mi pagavano il minimo, sono sincero, e non so se si riesce a fare qualcosa. Allora, Giuseppe Conte, io credo che lei mi sia testimone che ho sempre preso molto sul serio questa misura, perché prendo molto sul serio i bisogni delle persone che stanno male. Detto questo, lei sa che ultimamente stanno circolando, questa è una intervista che abbiamo seguito noi, un'intervista per dare un lavoro a delle persone che abbiamo seguito noi con le nostre telecamere nascoste, sempre di più c'è questa idea che ci si tiene il reddito e si vuole fare dei lavoretti in nero, e questo è il grande elemento che indebolisce il reddito, perché se non hai voglia di trovare un lavoro perché ti conviene il reddito e qualche ora a nero, e beh, casca tutto francamente, no? Ma guardi, allora il problema dell'economia sommersa è un problema molto serio in Italia. Stiamo parlando di 180 miliardi l'anno. In più, se poi coniughiamo anche l'evasione fiscale che arriva sino a 120 miliardi, chiaramente è tutta una ricchezza che non circola in modo scoperto. È un impoverimento per l'intero Paese, è un problema serio. Come lo combattiamo? Però allora non possiamo pensare di risolverlo cercando di non rendere, consentendo ai commercianti di non utilizzare il POS come voleva fare il governo. Non possiamo dire allora eleviamo a 5.000 euro il contante con cui si può andare in giro con le tasche piene di banconote. Quindi questo governo deve decidere se vuole fare politiche serie che servano a tutti i cittadini o no. Venendo al reddito di cittadinanza, ma lei quando parla con quelli che hanno il reddito, no? Che lei vede spesso, glielo dice, il lavoro va accettato, perché è meglio un lavoro vero a 1.400 euro che il reddito è un po' di nero, francamente. Guardi, dottoressa Merlino, il tema è questo. Ogni volta che si introduce una qualche agevolazione, qualche misura, innanzitutto ci sarà qualcuno, qualche furbetto che ne approfitta. Qui i furbetti sono stati meno dell'1%, una percentuale assolutamente irrisoria. C'è un problema di nero, ma non riguarda solo il percettore di reddito, riguarda un datore di lavoro che offre delle paghe in nero. Quindi è un problema di sistema. Il reddito non è la causa di questo. Oggi questo governo che cosa ha fatto? Ha fatto in virtù di una narrazione tossica, si è alimentato di questa narrazione tossica, è intervenuto per realizzare e perseguire un obiettivo ben preciso: la guerra ai poveri. Però mi perdoni, Presidente, per capirci lei ed io, no? Oggi, lei si ricorda quando la Meloni parlò di metadone di Stato? Lei si indignò e disse che era una parola orribile. Se però
il reddito comincia a essere in alcune zone del paese il motivo per il quale non accetto un lavoro legale, perché faccio due conti e mi conviene prendere il reddito e farmi la sera un lavoretto, secondo me abbiamo un problema, perché io non lo voglio un paese assistito, voglio un paese in cui la gente abbia voglia di lavorare, perché il lavoro è dignità, il lavoro è libertà. Assolutamente sì. E infatti la nostra politica reddituale del mercato del lavoro è portare il salario minimo innanzitutto, perché se ci sono buste paga da fame a 2, 3, 4 euro lordi l'ora non andiamo da nessuna parte. Ha visto il video virale dell'ingegnera che viene si da me rifiuta adesso, di guardi, accettare, poi gliela presento pure a 750... breve, arriva qui. Perfetto. E allora di questo dobbiamo parlare. Noi abbiamo buste paga e non abbiamo un salario minimo. Abbiamo un lavoro un precariato selvaggio. Questo governo qui non si sta discutendo, dovete discutere anche nelle sue trasmissioni di questo. Vogliono far saltare il decreto dignità che aveva introdotto alcune limitazioni per il lavoro a tempo determinato. Qual è la prospettiva a cui ci sta portando consapevolmente questo governo? Di accettare io, scusi, lavoro, mi perdoni, volevo arrivare proprio lì. A giugno lo eliminano il reddito. Lei che fa da qui a giugno per evitare che accada? Questo volevo capire io. Allora, la Meloni non sta facendo nulla, perché aveva promesso, siamo a febbraio, avevano promesso corsi di formazione, riqualificazione e reinserimento, nulla di nulla. Lei ne ha sentito parlare almeno, neppure, non c'è nessuna programmazione. Quindi ci porteranno adesso a fine luglio in cui i cosiddetti occupabili, questa platea sterminata, rimarrà senza lavoro. Ancora, nella legge di bilancio, qual è la misura che dovrebbe favorire l'occupazione? Ce n'è una? La sa dire lei? Non lo sa dire non perché lei non sa e non è informata, perché non c'è una sola misura per l'occupazione. Faccio un esempio, super bonus, l'abbiamo introdotto noi, 900.000 nuovi lavori. È stato in pratica cancellato, viene contrastato. Stiamo andando, quando io dico che stiamo andando consapevolmente contro il disastro sociale, è perché ci sono tutte le premesse. Peraltro, anche su questo, vede, il governo, che pure è l'unico motivo vero di coerenza, la guerra ai poveri, sta dimostrando di essere assolutamente dissociato. La ministra del lavoro Calderone è andata in Europa. No, ascolti, la ministra Calderone è andata in Europa la settimana scorsa, 10 giorni fa, e in Europa si è seduta con tutti gli altri ministri, ha detto di essere favorevole, c'è una raccomandazione, dovrebbe tradursi in una direttiva europea, in pratica al reddito di cittadinanza, al lavoro adeguato, a un reddito minimo adeguato, così lo chiamano in Europa. È un governo dissociato, cancella l'Italia per inchinarsi poi in Europa. Ma ha delle manifestazioni in testa per evitare di arrivare a giugno a quello che molti percettori di reddito paventano, cioè che è finita? Allora, in modo molto serio e costruttivo, noi l'abbiamo detto in tutte le occasioni in cui noi saremo, ovviamente avremo la possibilità, anche a partire dalle competizioni regionali, noi presentiamo degli interventi nel programma per delle misure di inclusione sociale, in particolare anche in previsione di queste iniziative assolutamente ragionevoli del governo, che accresceranno le fila di tutti quelli che sono, qui siamo in Lombardia, se voi vedete a Milano, l'altro giorno mi ha mandato delle foto, sotto la Bocconi alle file del pane quotidiano, aumentano queste file. Il Presidente Meloni come risolverà questo problema? Dicendo andati a lavorare senza creare lavoro, togliendo anzi le misure che stanno portando occupazione? È un problema serio. Senta, secondo a proposito me, guardi, di barricate, mi scusi, le faccio quando un'altra si arriverà domanda. in prossimità dovranno rimangiarsi anche questa prospettiva, perché il disastro sociale di fronte al quale si troveranno li costringerà a tornare sui loro passi. Scusi, sull'autonomia che fanno? Se la rimangiano? Perché lei ha detto che è un errore madornale, ma stanno andando avanti, eh? La Lega esulta. Guardi, purtroppo sull'autonomia si sta creando un meccanismo perverso, perché a parte adesso le elezioni regionali, in particolare qui in Lombardia, quindi bisognava dare
un credito, una qualche carta da pagare, un dazio da pagare alla Lega in particolare, che tiene tantissimo a questa riforma. E qui, se mi permettete, un Presidente del Consiglio che vuol fare la patriota svende l'Unità d'Italia per pagare un dazio elettorale a un collega della maggioranza. È molto grave. Quella riforma è fatta male, guardi. È fatta male, sa perché? Perché l'autonomia si può anche concepire, un'autonomia maggiore e una cessione di competenze alle regioni. Non è una cosa assolutamente in astratto, non valutabile. Il problema è che dovremmo aumentare la spesa finanziaria, perché altrimenti, fatta così come la stanno concependo, con una commissione tecnica che deve valutare i LEP, i livelli essenziali di prestazione, fatta dal ministro competente, e poi attuando il tutto con un semplice decreto, un DPCM, questo significa che prevarrà, come è già scritto, la spesa storica e aumenterà il divario territoriale tra le regioni. Mentre ora lei parlava... io dico, avverto i lombardi, i cittadini lombardi. Mentre lei parlava, mi è venuto in mente, lei ha detto pagare mi faccia di questo. Vabbè, finisca, poi le dico io quello che mi è venuto in mente. Finisca lei, cosa vuol dire ai lombardi? La ricchezza dei cittadini lombardi è l'unità d'Italia. Attenzione, è l'unità d'Italia. Se aumenta il divario, i consumi diminuiranno, perché chi produce qui, gli imprenditori che producono, erogano servizi, prodotti che vengono... Certo, chi consuma, dice lei? Stampo dei libri, vengono venduti in tutta Italia. Chi consuma? Quindi se si impoverisce il Sud non è bene per la Lombardia. Senta, Conte, mentre lei parlava ha detto questa frase, no? Ha detto perché a me lui ha dovuto pagare dazio al suo alleato. E beh, quanto a dazi, pure lei ha pagati però la Presidente del Consiglio. Si ricorda il decreto sicurezza? Io me la ricordo la sua faccia col cartello in mano che non mi sembrava entusiasta. Assolutamente sì. E io ho la franchezza... Io ho la franchezza di ammetterlo, infatti ho detto che è stato peraltro un decreto che anche in fase attuativa ha dimostrato di portare più problemi che soluzioni, e non l'ho ammesso molto sinceramente, guardando in faccia i cittadini e prendendo ovviamente come prima cosa che abbiamo fatto nel Conte 2, abbiamo rivisto quel decreto. Senta, è arrivata Ornella, la ragazza, l'ingegnera che ha fatto quel discorso finito sul web e ha spopolato sul web, perché ha detto cose che secondo me la maggior parte dei ragazzi italiani pensa intimamente, ma le ha dette in maniera molto forte e ha fatto un appello alla sinistra. Ma lei si sente la sinistra che vorrebbe che scendesse in campo Ornella? Guardi, mi fa parlare un attimo, posso rivolgermi direttamente certo, all'ingegnere, alla dottoressa? Qui. Ciao Ornella, eccoci qua. Ti vuol dire una cosa, Conte? Le voglio dire questo, guardi, non voglio fare speculazione politica e quindi lei non voglio assolutamente collegarla a una forza politica, eccetera, però lei ha dimostrato grandissima dignità nel fare quel discorso. Anche perché è il nostro slogan, mantenere alta l'asticella. Lei l'ha colta in pieno. Noi dobbiamo lavorare per introdurre un salario minimo, dobbiamo lavorare contro il precariato selvaggio, dobbiamo lavorare per aumentare il potere di acquisto e quindi il cuneo fiscale per il ceto medio. E allora, però mi sa che Ornella non voleva parlare ai 5 Stelle, Conte, voleva parlare a tutta la sinistra. Ma io sto parlando di... Voleva che la politica battesse un colpetto ogni tanto. Dottoressa Merlino, l'ho precisato io, non volevo assolutamente tirarla per la giacchetta, però volevo semplicemente ricordare che quel sussulto forte di dignità che lei ha dimostrato, quel mantenere alta l'asticella, è veramente un obiettivo politico che deve riguardarci tutti, perché le politiche reddituali, il mercato del lavoro in questo momento ha bisogno di una provate visione, a fare una cosa tutti assieme, va? Che servirebbe al paese, salario minimo, evitare che i ragazzi, perché ha ragione lei, perché io ho 3 figli che cominciano a entrare nel mercato del lavoro, francamente senza la mamma a casa che dà una mano, la maggior parte delle cose che propongono non li potrebbero accettare e non va bene, non va bene. Quindi grazie caro Conte. Ecco, parliamo di questo. Grazie dottor Conte per le sue parole. Buona giornata. Ornella rimane con noi e adesso ce lo rivediamo un po'. E buon lavoro, in bocca al lupo per il suo futuro. Grazie, lo prendo pure per me in bocca al lupo, Conte. Vabbè, è rimasto attonito.
Ho detto me lo prendo pure per me l'in bocca al lupo. No, scusi, non ho capito. Faccio in bocca al lupo anche a lei, però diciamo che Antonella ha una prospettiva adesso impegnativa perché Ornella, si sta inserendo non c'è adesso nel proprio mondo del dubbio, lavoro. non Mi c'è sembra che proprio lei sia dubbio. abbastanza stabilmente inserita nel mondo del lavoro, c'è una differenza. Va bene, grazie a Conte.